gli ammortizzatori, dare subito la cassa e coinvolgere le banche. Ci trasferiamo brevemente a Trieste, dove chiude il centro diurno per clochard e migranti, scrive il quotidiano locale Il Piccolo, diventerà un punto giovani. Nato 10 anni fa come supporto ai senza tetto, in particolare stanziali, oggi è diventato tappa di stranieri in attesa di entrare nella rete dell'accoglienza. L'assessore civico Grilli ribatte alle voci, la Lega non c'entra nulla, la decisione è mia e quelli che non hanno casa sono una trentina. Ce ne faremo ancora carico, meglio di prima. Per quanto riguarda gli aspiranti profughi, spetta ad altri occuparsene e non al municipio, dice l'assessore. Ritorniamo in Sicilia con un rieccolo che non è mai scomparso. Gaetano Armao, avvocato, vicepresidente della Regione Sicilia, è entrato in giunta con Raffaele Lombardo anche dal 2009 al 2012, è ancora lì. Di nuovo lui, scrive Repubblica in cronaca di Palermo, l'indignato con la griffe che spacca i governi. Assessore al centro di scandali già con Lombardo, ora Miciche ne chiede la testa. Pochi voti e molte relazioni, da lui dipende il futuro della giunta. Il presidente della regione Musumeci non vuol cambiare e lo difende. Bella la politica siciliana, mentre il Corriere Salute, l'inserto di oggi, parla di tiroide, i segni e i problemi che svelano se non funziona bene. Molte patologie, o anche solo malesseri, dipendono da alterazioni di questa ghiandola. Per tenerla in forma è essenziale lo iodio. Mentre Repubblica apre con due domande nella prima pagina di oggi. Bartali chi? Ritratto della generazione millennials nel primo giorno della maturità. Preferiscono guardare avanti, ma devono affrontare solo temi sul Novecento. È il governo fascista che ha la testa indietro, solo sul Novecento. Dal ciclista Bartali a Sciascia dalla Chiesa, anche se in classe non se ne parla. Ci sono diversi studenti, Bari, Bologna, Roma, Brescia, Torino e Napoli, che commentano: sono partito da Leopardi per arrivare a Pirandello, sto dalla parte dei deboli, ho scelto Bartali grazie ai racconti di mio nonno, alle europee ho votato PD, dice Jacopo da Bologna. Bartali e PD sono tutt'uno, naturalmente Bartali era un noto comunista come tutti sanno, io ho preferito Ungaretti, ma degli altri personaggi conosco solo Sciascia. Ho scelto l'illusione della conoscenza, so chi sono Bartali e Dalla Chiesa, ma in classe non abbiamo parlato, insomma. Ma Bartali chi? Ma questo governo qua che ha la testa volta all'indietro dai temi sul Novecento. L'altra domandona su Repubblica, domandina, è: governo fino a quando? La Lega vuole lo strappo, Salvini blocca la correzione dei conti, Conte oggi a Bruxelles disarmato, lite nella maggioranza sul decreto crescita, governo fino a quando? Mentre per riuscire a bloccare il TAP, come sapete, secondo Repubblica, Trump ha chiesto a Salvini, anzi ha ordinato allo schiavo Salvini di fare il TAP, il Trans-Adriatic Pipeline in Puglia. E ora i 5 Stelle non lo vogliono e cosa si inventano? Bisogna salvare i coralli. È l'arma dei 5 Stelle per riuscire a bloccare il TAP. Quindi, coi coralli Trump lo prende in quel posto. Grazie ai coralli Trump se lo prende in saccoccia. Intanto, pagina degli esteri di Repubblica, così morì Khashoggi e l'ONU accusa Jamal Khashoggi, entra nel consolato saudita di Istanbul per chiedere documenti, non ne esce più. La prima indagine indipendente dell'ONU sull'omicidio del giornalista Khashoggi attacca il principe Mohammed bin Salman. L'ONU accusa l'Arabia Saudita, secondo il rapporto, prove di un suo coinvolgimento. L'Arabia ovviamente nega. Intanto Platini è libero, ma si indaga anche sugli europei 2016. Platini interrogato a lungo sull'assegnazione. Sarkozy si presentò a Ginevra. Chiudiamo con intanto Arata che parla dal carcere. Francesco Paolo Arata, consulente già di Salvini per l'energia, intervenuto una volta a un convegno, è stato arrestato il 12 giugno per i suoi affari con Vito Nicastri, re dell'eolico, ritenuto vicino ai clan mafiosi, al capo mafia Messina Denaro. Intercettato nel 2018, è spuntata una mazzetta che avrebbe passato al sottosegretario Siri, indagato a Roma. Avrebbe. Arata parla dal carcere e dice che Siri è una brava persona, scrive Repubblica. Mentre andiamo a Parma, per concludere, tra maiali danesi e frodi, ora è a rischio il prosciutto di Parma Doc. Nuova inchiesta nel settore che occupa 50.000 persone. Per la seconda volta in 2 anni l'ente che certifica il prodotto è stato sospeso. 3 milioni e mezzo di cosce restano congelate in attesa del via libera. Fra i soci dell'istituto incaricato dei controlli anche produttori e macellai.
Il prosciutto di Parma di nuovo nella bufera, scrivono Ettore Livini e Francesco Nani da Parma per Repubblica. A rovinare il 2018 del prosciutto l'inchiesta della magistratura sull'utilizzo di maiali fecondati con semi di suini danesi non ammessi dal regolamento da parte di alcuni produttori. Indagine chiusa con la smarchiatura di quasi 1 milione di cosce tolte dal mercato perché irregolari. E allarme rosso, 4 ispettori dell'Istituto Parma Qualità, IPQ, incaricato dei controlli, si sono dimessi per difficoltà di gestione, scelte non condivise. In evidente conflitto di interesse ci sono i produttori e i macelli che loro devono supervisionare. Tra l'altro, appunto, si sono dimessi per difficoltà di gestione con i soci dell'organizzazione, i soci dell'Istituto Parma Qualità. Tra i soci ci sono, in conflitto di interesse, appunto, i produttori e i macelli che loro devono supervisionare. L'Istituto di Parma Qualità, il controllore, è stato sospeso per 3 mesi, la seconda volta in 2 anni, dall'ente di vigilanza. Marchiatura delle cosce congelata da 2 settimane negli impianti di stagionatura sulle colline di Langhirano, parcheggiati nel limbo 3,5 milioni di pezzi, 1/3 della produzione annuale. I numeri del prosciutto di Parma sono di tutto rispetto: 1.700.000.000 il giro d'affari complessivo, 275 milioni di euro le esportazioni, 9 milioni il numero di forme lavorate all'anno. Da Repubblica vi segnalo anche l'inserto Scienze, Tecnologie e Ambiente. Nella Casa della Ricerca è l'argomento d'apertura. Siamo a Milano, allo Human Technopole, area dell'Expo. Ci sarà posto per 1.000 scienziati. Saremo un vero alveare, dice il presidente Marco Simoni. Dall'anno prossimo apriranno i primi laboratori sperimentali. Nel 2024 tutta l'attività entrerà a regime. Bello il servizio, è interessante. Noi, il centro di gravità permanente della scienza in Italia. Parla il presidente di Human Technopole, Marco Simoni. Pubblicato da poco il bando per il nuovo edificio perno del campus. Mentre andiamo alla stampa, la stampa ce la mette così in apertura: Unione Europea, Salvini cede in cambio della flat tax. Il vice premier accetta l'assestamento di bilancio. E poi c'è soprattutto interessante un pezzo di Stefano Lepri sulla lezione che arriva dalla Grecia, l'importanza dell'euro. Se la storia si ripete e quel che accade è inatteso, quanto incapace deve essere l'uomo a imparare dall'esperienza. George Bernard Shaw è un detto che apre un libro sulla crisi greca da far leggere a chi propone l'uscita dell'Italia dall'euro. Ad esempio, annunciato a sorpresa, come sarebbe indispensabile il ritorno alla moneta nazionale. Quali banconote si usano? Si domanda Stefano Lepri. Le banconote in euro conserverebbero pieno valore negli altri paesi membri. Nessuno vorrebbe usarle all'interno per acquisti in una nuova moneta nazionale svalutata. Preparandosi prima, ogni fuga di notizie farebbe migrare masse enormi di capitali all'estero o in nascondigli, lasciando le banche e l'economia a terra. Di questo si è discusso in Grecia, come raccontano 2 giornaliste greche, Victoria Denderinou e Eleni Varviziotim. Si chiama L'ultimo bluff il libro, uscirà in traduzione inglese a luglio. Timbrare i biglietti in euro circolanti dentro il paese? I bancomat non sono in grado di distinguerli. Punzonarli? Le macchine si sarebbero inceppate. Dopo un minimo di 2 settimane senza contante, mesi di caos, affari bloccati. Insomma, non bisogna uscire dall'euro, lo sapevamo già prima. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, giustizia, un patto per la riforma, intesa bipartisan sulla riforma della giustizia che prevede l'azione disciplinare in caso di ingiusta detenzione. Poi c'è la questione dei 2 sotto accusa, c'è Putin nel mirino per l'aereo abbattuto in Ucraina, incriminati 3007 di Mosca, e l'altro presidente ex Sarkozy. A processo l'ex capo dell'Eliseo imputato di corruzione, se ne occupa per la stampa di Torino Leonardo Martinelli da Parigi. L'ex presidente tentò di ottenere informazioni promettendo promozioni a un pubblico ministero. La giustizia francese indagò su finanziamenti illeciti di Gheddafi a sostegno di Sarkozy in corsa all'Eliseo nel 2007. Sarko avrebbe approfittato della scarsa lucidità della miliardaria Bettencourt per avere soldi per la campagna elettorale, un altro guaio giudiziario di Sarkozy. Poi c'è l'affare Big Malion, presto potrebbe essere rinviato a giudizio per avere sforato di 20 milioni il tetto delle spese per la campagna elettorale 2012.
Detto questo, nord e sud dividono i magistrati, è il commento di Paolo Colonnello, storico cronista giudiziario della Stampa dal Tribunale di Milano. È un mondo che non ci appartiene, ha detto ieri Francesco Greco, il procuratore di Milano, sulle vicende del CSM. Un mondo che non appartiene ai magistrati del nord e che vive negli alberghi, nelle retrovie della burocrazia romana. Questo colpo battuto da Greco contiene una prima assoluta, scrive Colonnello, la certificazione dell'esistenza di una magistratura del nord da contrapporre a una magistratura del sud. Facciamoli eleggere i magistrati, come abbiamo detto l'altro giorno. Federalismo si chiama. Una magistratura del sud che sarebbe più incline, come si è visto dallo sconcertante caso del mercato delle toghe, al tramestio dei corridoi e all'accordo sottobanco. Sorriderà Salvini, scrive Paolo Colonnello, non sorride per niente perché Salvini rispetta tutta l'Italia unita. In ogni caso, sorriderà Salvini, ma tutto ciò non ha niente a che vedere con eventuali simpatie leghiste di un magistrato Greco che è sempre stato più vicino alla sinistra e che è napoletano. Ho voluto semplicemente usare una metafora, ha detto Greco. Non penso affatto al primato dei settentrionali sui meridionali. Il problema non è la provenienza geografica, ma un brodo culturale in cui sono immersi i gangli amministrativi e decisionali di un paese perennemente spaccato a metà, con crepe e incrinature che per la prima volta stanno minando perfino un'istituzione compatta come la magistratura. Incredibile. Non che le spartizioni tra correnti siano una novità, scrive il cronista giudiziario che viveva su Marte, non nei palazzi di giustizia. E che nella magistratura non si siano mai consumati sempre scontri furibondi che hanno avuto quasi sempre risvolti penali. Oggi abbiamo con noi Edoardo Montolli, oltre che Azuz Marzucca. Ce l'avete in casa questo libro, Il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato? Il capitolo 48 ripropone e commenta esattamente quella conversazione che poi magari risentiamo tra Achille Toro e Vincenzo Barbieri, due magistrati, nei quali si parla anche del presidente del segretario dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che si spartiscono proprio col bilancino farmaceutico delle correnti gli incarichi al Ministero di Giustizia all'epoca del governo Prodi, con Mastella ministro della Giustizia. Il libro è alto così, è un volumone che non finisce più e naturalmente ha a che fare con la straordinaria e rarissima propensione di Edoardo Montolli, rarissima nel mondo giornalistico, a occuparsi di fatti e documenti. È un topo da biblioteca, non da biblioteca, da fatti, da documenti e da inchiesta, un giornalista di inchiesta straordinario e con una pervicacia mostruosa, il nostro amico Edoardo. Grazie a lui e a Felice Manti, peraltro, abbiamo saputo tantissime cose col libro Il Grande Abbaglio, che ora trovate anche in ebook, in edizione aggiornata, sulla strage di Erba, della quale appunto parleremo oggi con Azuz Marzuc, ospite qui in studio. Lo ribadisco perché è una conversazione interessante e credo che lo sarà, e ci sarà la possibilità per voi di intervenire in tutti i modi, con gli SMS, con i WhatsApp e con le chiamate in diretta, naturalmente, alle 10.35. Intanto dobbiamo fermarci, sì. Ci fermiamo molto di buon grado perché andiamo a umettare le labbra. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Soleggiato con formazione di cumuli nelle ore più calde oggi, rovescia a metà giornata, soprattutto in montagna e probabilmente asciutto sul resto della regione. Domani soleggiato con molti cumuli, rovesce temporali al mattino e nel pomeriggio sulla fascia alpina, in estensione al resto della regione in serata e nella notte, con fenomeni localmente di forte intensità. Sabato parzialmente soleggiato con nuvolosità irregolare estesa al mattino e anche nel pomeriggio e rovesci fino al tardo pomeriggio con fenomeni intensi all'alba. Nella serata di sabato via via asciutto e poco nuvoloso. Domenica e lunedì ben soleggiato, asciutto e temperature in aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Allora, è un mondo che non appartiene ai magistrati del Nord, ma Nord è una metafora, carissime amiche e amici all'ascolto. Non fermatevi a una frase che sembrerebbe chiara. La frase che sembrerebbe chiara è una metafora. Soprattutto ha a che fare con un mito, quello delle due Italie, che non ha alcuna ragione di esistere, delle 2, delle 3, delle 4, delle 10, delle 1000 Italie, che di per sé sarebbe anche una roba molto bella se ognuna fosse in grado di gestire le proprie caratteristiche in autonomia, no? Quell'autonomia che slitta ancora, scrive La Stampa, ira dei veneti, ora basta, dicono in Veneto, porco d'un can. Salvini disse il sì entro il 21 giugno, ma è stallo, e i leghisti, anche la pazienza di Zaia ha un limite, dicono i leghisti. Guido Dussin, ve lo ricordate, mitico parlamentare di tanti anni fa, ora sindaco di San Vendemiano Treviso, se non fanno in fretta, qui scoppia una rivoluzione anche nella Lega. Giuseppe Conte ha detto che l'autonomia non dovrà acuire, che bel verbo, il divario nord-sud, così non interessa a nessuno, perché il divario nord-sud si è acuito da solo. E poi il presidente Conte dovrebbe spiegarci come si fa. Questo qui è un quesito veramente storico, fondamentale, che esiste da quando è nata l'entità statuale italiana. Come si fa a governare in modo unitario, univoco, con politiche uniche, un paese che in larghissima parte delle sue regioni è governato da un'altra entità, ben più forte dello Stato italiano, la mafia, le organizzazioni mafiose, che si spartiscono anche le macchinette del caffè. Tu mi devi spiegare, caro Presidente del Consiglio, e tutti quelli che ti hanno preceduto dal 1861 in avanti, come diavolo si fa a governare in maniera unitaria un paese così. Ci provò il buon Testone e quel fascistone di Mussolini che mandò giù il prefetto Mori, cinse d'assedio alcune capitali della mafia. Ne uscì vittorioso e baldanzoso per un pomeriggio, il giorno dopo era uguale a prima, più o meno, insomma, non è successo nulla, capito? E mi devi spiegare tu, Presidente del Consiglio, chiunque tu sia, qualunque sia il tuo cognome, come fai a governare questa cosa chiamata Italia? Perché il Metternich non è che aveva poi torto, l'Italia è una pura espressione geografica, non aveva molto torto. Se riusciamo a confederarla, magari una soluzione potrebbe essere portare le capacità manageriali dei mafiosi direttamente al governo. Come osò, diciamo così, criptoazzardare, perché non lo disse esplicitamente, l'allora ministro Lunardi, con la mafia devi convivere, disse più o meno. Ma lo sanno tutti che con la mafia devi convivere. Ci convivono dal 1861 all'interno della storia dell'Italia, ci convivono da prima nella storia degli stati preunitari, o no? Mi sembra quasi un'ovvietà. Comunque, l'autonomia dei veneti, questa rischia di essere una cosa molto divertente. L'autonomia deve passare in Consiglio dei Ministri, dice categorico il segretario della Liga Veneta Gian Antonio D'Arè, ma quando al neo-eurodeputato trevigiano, nonché segretario appunto, si fa notare che del provvedimento atteso ieri non c'è traccia, sale l'irritazione. Ah no? Vedrà, passerà.
Alla successiva domanda va via la linea e il leghista non risponde più. Risponde invece Attilio Fontana, che è intervistato oggi dalla Stampa di Torino. Traditi 5 milioni di cittadini che votarono i 2 referendum, dice il governatore della Lombardia. Dai 5 Stelle solo disinformazione. È una riforma a costo zero, nel segno dell'efficienza dello Stato, dice Attilio Fontana. Ce ne fossero di Attilio Fontana, un mio parere personalissimo, non viziato dall'amicizia che non c'è perché non ci frequentiamo, ma dalla stima sì che c'è moltissima da sempre. È un tradimento anche per gli abitanti dell'Emilia Romagna che hanno chiesto le stesse competenze, dice il presidente Attilio Fontana. La conversazione del suddetto Paolo Colonnello, cioè del cronista giudiziario della Stampa della Magistratura del Nord, che è una metafora, come ha detto anche il procuratore Greco, parte dall'emergenza in Lombardia, la mancanza di medici. Con l'autonomia già acquisita avremmo questa penuria di medici negli ospedali? Certo che no, risponde il presidente Fontana. Abbiamo risorse e bilancio in assoluto equilibrio. Le prestazioni che rendiamo sono sempre di più. Con l'autonomia non avremmo problemi. E invece siamo vincolati a una finanziaria 2014 che ci comprime al dato del 2004, 15 anni fa. Questa autonomia votata tra Lombardia e Veneto da 5 milioni di persone sembrava cosa fatta, ma vorrei sapere a che punto siamo, dice il presidente Fontana alla Stampa. Leggo che la nostra ministra sta facendo di tutto per rimettere la questione delle autonomie sul tavolo del governo. Il testo che avevamo predisposto è pronto, a questo punto non dovrebbero esserci ostacoli. Da parte nostra abbiamo fatto tutto. Guardi che lei stesso, dice l'intervistatore, aveva detto 6 mesi fa che era tutto pronto, non è successo niente. Politicamente, risponde Fontana, non so cosa impedisca di varare questa legge. Quel che è certo è che una cattiva informazione sulla riforma ha contribuito a creare dubbi e perplessità in parte del governo. I ministri 5 Stelle, Lezzi e Grillo, non è un mistero che siano perplessi, invece non dovrebbero. Questa è una riforma per lo Stato a costo zero. Matteo Salvini aveva dichiarato che entro il 21 giugno la riforma sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Siamo al 20, non si vede traccia. Non saprei dire, risponde Fontana. Credo che abbia pesato la cattiva conoscenza di questa riforma nella resistenza di alcuni ministri. Zaia ha dichiarato che il plebiscito ottenuto dalla Lega al Nord è stato un ultimatum al governo sulle autonomie. Io sono un po' più morbido di Zaia, dice Fontana. Diciamo che è stato un messaggio molto chiaro dei cittadini che se ci hanno premiato è perché vogliono che l'argomento venga affrontato. Gli elettori si sentono traditi? Credo che sia un tradimento per tutti quelli che votarono il referendum, perfino per gli abitanti dell'Emilia che pur senza referendum vogliono le stesse cose. Che risparmi ci sarebbero se domani l'autonomia diventasse legge? Se ci venissero trasferite le competenze che chiediamo, che oggi sono in mano allo Stato, sicuramente ci sarebbero risparmi enormi e liberazione di altrettante risorse. Tanto per tornare alla prima domanda, potremmo assumere tutti i medici che mancano senza problemi. Ogni giorno di ritardo nell'approvazione costa qualcosa ai cittadini. Per capirlo basta fare sto conto qua, dice Fontana. Il costo medio della pubblica amministrazione in Lombardia 2.300 euro a cittadino, comprese le spese di trasferimento dei fondi dello Stato. La media nazionale 3.600 euro a persona. Con le autonomie questo costo, che da noi è già contenuto più che altrove, andrebbe abbattuto ancora un po' e il risparmio sarebbe ancora maggiore, non solo per noi, ma per lo Stato stesso. Ultimo argomento della conversazione con Fontana, le Olimpiadi. Mancano 4 giorni, lunedì una risposta definitiva. Che speranze abbiamo? Facendo tutti gli scongiuri, risponde Attilio Fontana, direi che le nostre speranze sono fondate, soprattutto dopo aver letto le valutazioni del Comitato Olimpico sul nostro progetto, che va sostenuto. Velocemente, sempre dalla Stampa di Torino, dopo l'intervista ad Attilio Fontana andiamo a pagina 12, inutili i solleciti della ASL di Verona, è grave la figlia di genitori che non volevano vaccinarla, colpita da un'infezione da tetano dopo una caduta, le condizioni precipitate in 48 ore, la ragazzina ha 10 anni, si era sbucciata un ginocchio, complimenti ai genitori. La Stampa andiamo invece al Quotidiano Nazionale. L'utero in affitto che spacca il sindacato, la CGIL ha trovato un nuovo argomento, l'utero in affitto. Convegno CGIL, la senatrice del PD Bellanova, ex sottosegretario, si rivolge a Landini. Ma che cavolo stai facendo? Gli ha detto la Bellanova. Una legittimazione, quella dell'utero in affitto, sconcertante. È un argomento di carattere, chissà i sindacalisti del primo Novecento cosa avrebbero pensato di una trovata del genere. Commento di Lucetta Scaraffia sul Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, ma l'utero non è un lavoro, la CGIL è il sindacato dei lavoratori, l'utero è un lavoro, e sì che è un lavoro, ti pagano, mi sembra ovvio che è un lavoro.
ti do l'utero, mi paghi. Mentre sempre dal quotidiano nazionale, il weekend in Italia di Obama che va a trovare George Clooney, Lago di Como blindato, l'ex presidente Michel da domani ospiti dell'attore, e poi sempre dal quotidiano nazionale c'è una curiosa vicenda. Nella basilica di Sant'Antonio da Padova ti aiutano i frati a cercare l'anima gemella. Sabato l'evento dedicato ai single fra 20 e 50 anni. Ma è simpatica però sta cosa. Mentre l'ottimo Gabriele Moroni si occupa di una vicenda della quale ci occuperemo anche noi. I contatti con i familiari di questo ragazzo lombardo cremonese li ho avuti personalmente già da mesi, poi non siamo riusciti a trovarci, ma lo faremo, ed è la vicenda di un giovane, un 31enne, Angelo Faliva di Cremona, il quale è scomparso 10 anni fa, proprio scomparso, non c'è neanche il corpo, non l'hanno mai più trovato, da una nave da crociera. Era uno chef, un cuoco. Il PM ha archiviato le indagini, la famiglia si è giustamente molto arrabbiata. Denuncia la sorella, è stato ucciso per un rifiuto ai narcos, era in crociera nei paesi caraibici e la sorella è convinta che abbia visto qualcosa che non doveva vedere, è stato buttato giù dalla nave. Il corpo non è mai stato trovato, non è mai stato celebrato un funerale di questo povero ragazzo. Abbiamo richiesto gli atti, il mio avvocato Marco Bencivenga li studierà, ci opporremo alla richiesta della procura di Cremona di archiviare il fascicolo sulla morte di mio fratello. Angelo si era rifiutato di diventare un corriere della droga e per questo è stato ucciso, gettato in mare o bruciato nell'inceneritore della nave. Non ci sono alternative, dice Chiara Faliva. Le ho parlato per telefono appunto tempo fa. Sorella fedele e persona coraggiosa, scrive Gabriele Moroni, ed è assolutamente proprio così, che per amore del fratello scomparso si è improvvisata detective senza mai rassegnarsi, neppure ora. Non deve essere chiusa l'indagine aperta a suo tempo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. 10 anni senza Angelo Faliva, 10 anni di misteri, silenzi, stranezze, indagini che Chiara definisce imbarazzanti. Nel 2009 Angelo Faliva ha 31 anni, imbarcato primo cuoco a bordo della nave da crociera Coral Princess, in navigazione tra Aruba, Venezuela, e Cartagena de Indias, Colombia. Sparisce la sera del 25 novembre 2009. L'allarme solo la mattina dopo alle 9. Dice la sorella Chiara, su 15 dipendenti del ristorante è stato interrogato solo il compagno di cabina Angelo. Sono stati sentiti il capitano e il macellaio, che dice di averlo visto alle 6 del mattino con indosso l'uniforme. E il resto dell'equipaggio? E i passeggeri a cena quella sera? E i 4.000 imbarcati? Quella notte Angelo non è rientrato nella sua cabina. Dove è stato? Perché nessuno l'ha visto a parte il cuoco? Le indagini di Chiara hanno portato a una scoperta inquietante. Abbiamo fatto eseguire una perizia informatica sul computer di mio fratello. Il computer è stato manomesso quando era già in possesso della security di bordo. Cancellate una decina di mail che mio fratello si era scambiato con un certo Tony, un tassista di Cartagena, Colombia. Per la polizia colombiana quello usato da Tony è il linguaggio dei narcotrafficanti. Parla di partite di scarpe che Angelo, in cambio di denaro, dovrebbe prelevare e portare a Miami e a Los Angeles. Mio fratello dice di no, si defila sistematicamente. Non è sbarcato, non ha avuto tempo, è un rifiuto. Tony insiste. Il 24 novembre l'ultimo rifiuto di Angelo. Il tassista gli dà appuntamento per il 26 novembre in un hotel di Cartagena che non viene nominato. Non è stata trovata l'ultima risposta di mio fratello. La scoperta l'avevo già fatta pochi giorni dopo la sparizione, 2 dicembre 2009, dice Chiara. Avevo la password, ero entrato nell'account, avevo visto queste mail dove si parlava di scarpe, mi ero ricollegata 2 giorni dopo, avevo cercato le mail, non c'erano più. Qualcuno le aveva cancellate, le avevo ritrovate nella posta inviata, erano state cancellate dalla mail d'arrivo, non da quella di invio. Nella storia di Angelo Faliva, scrive Gabriele Moroni, si inanellano altri misteri. Il compagno di cabina avrebbe visto un foglio con la foto del giovane cuoco e la scritta "Forget me", dimenticatemi. Nella cabina del fratello, Chiara Faliva ha trovato un cappellino da cuoco, una bustina con scritta "Capiglia del Mar". La grafia è quella di Angelo, come se il cuoco avesse ricevuto una comunicazione improvvisa, una telefonata, e avesse appuntato quel nome sul cappellino. E è quello dell'hotel di Cartagena dell'appuntamento col tassista Tony? A bordo mancava il salvagente, un salvagente. La corda che lo teneva assicurato era stata staccata. Angelo non si separava mai da una catenina. Un mese dopo la sua sparizione, la catenina è stata recapitata alla famiglia
in busta chiusa, scrive Gabriele Moroni, su questa storia della quale parleremo anche qui a RPL, senza alcun dubbio, perché già ne avevamo intenzione di parlare. Intanto andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità, il tempo scorre implacabile. Salvini marcia su Roma, il titolo d'apertura, il Carroccio punta alla capitale, nel pieno della trattativa con l'Unione Europea il vice premier sfrutta la debolezza dei 5 Stelle, sferza la sindaca Raggi. In città, ha detto Salvini, problemi drammatici, prepara un programma alternativo. Il sindaco contrattacca, ma tra i big grillini c'è grande freddezza, scrive Carlo Tarallo. Di spalla il commento del direttore Maurizio Belpietro: se il garante dei bambini pensa soltanto agli stranieri. Collaboratori in rivolta. Quando un sindaco leghista si è azzardato a escludere dalla mensa scolastica la figlia di un immigrato che rifiutava di pagare la retta, il popolo buonista è insorto a difendere la piccola. Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Sui minori non ci può essere discriminazione, anche se i papà fanno i furbi e non pagano la bolletta. Tutti i bambini uguali davanti alla legge. Nessuna discriminazione, perfetto. Ma se a essere discriminati fossero i nativi, se a essere oggetto di trattamento meno favorevole fossero i figli degli italiani? Parliamo di razzismo e xenofobia come si fa quando c'è di mezzo il figlio di una famiglia straniera? Ovvio che no, perché in un paese di italiani gli italiani non possono essere discriminati e venire dopo. Prima gli italiani, dice Salvini. Ne siamo sicuri? A leggere un articolo di ieri sulla Stampa di Torino si direbbe di no. Cosa diceva il quotidiano torinese? Raccontava la strana storia di 6 garanti regionali dell'infanzia che lamentavano un trattamento discriminatorio nei confronti dei bambini italiani a favore dei bambini immigrati. Una lamentela che è arrivata a uno strappo istituzionale, perché ieri era la giornata dell'infanzia. Tutti quelli che si occupano di tutelarla e di garantirla erano convocati al Quirinale. All'appuntamento non si sono presentati 6 garanti di regioni: Lazio, Lombardia, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata. La diserzione era dovuta all'atteggiamento del garante nazionale, una signora ritenuta poco attenta alle esigenze dei bambini italiani, molto di più nei confronti di quelle dei figli di extracomunitari. 6 responsabili regionali tutela dell'infanzia disertano il Quirinale perché la signora Filomena Albano, responsabile garante nazionale dell'infanzia, dimentica i figli degli italiani. Dalle case popolari agli asili, chi è nato qui arriva sempre secondo. Quando un sindaco leghista escluse appunto dalla mensa un bimbo perché il papà migrante non pagava, si indignarono tutti. È il Meridione a guidare la rivolta. Antonio Marziale, Calabria, contesta l'autority nazionale. 3 milioni per gli stranieri, progetti calati dall'alto. Potrebbe sembrare una polemica sovranista, commenta Maurizio Belpietro, in realtà non si tratta di questo. Del resto, per capirlo, basta dare uno sguardo alla provenienza dei garanti che hanno rovinato la festa al Quirinale. L'unico del nord è quello della Lombardia, tutti gli altri sono delle regioni meridionali. Nel Lazio, Campania, Calabria e Puglia i governatori sono di sinistra e il garante dell'infanzia è espressione della maggioranza che governa. Sempre dalla Verità, poi altro tema, tutti quelli che fanno i soldi con il Gay Pride, se ne occupa Francesco Borgonovo, la sfilata delle multinazionali alla festa milanese. Ormai i diritti sono puro pretesto per il business. E poi il blitz in Rai con l'opposizione da parte dei 5 Stelle che si vendicano per i contributi dati anche con l'assenso della Lega Radio Radicale. 5 Stelle votano con il PD contro il presidente della Rai Foa. E anche qui sulla Verità c'è Giacomo Amadori che si occupa del CSM. Il procuratore greco ha pronunciato la frase shock: al nord è diverso. Ma intanto l'ex membro del CSM indagato si difende, ma si incontrò con l'uomo di buona fede. Ma dai, il ministro che dice bisogna tirare sul muro tra politica e magistratura. Il suo uomo si incontra con un magistrato. Spunta un pranzo tra il pubblico ministero Spina e il vice capo di gabinetto del ministro Bonafede. Nel menù la nomina alla procura di Roma, questa è bellissima. Ferri smentisce intanto Ermini, ho visto Lotti di recente, e Greco shock. Sono logiche romane, al nord è tutto diverso. Il bel pezzo di Giacomo Amadori. In primo piano però sulla Verità c'è anche Daniele Capezzone. Conte manda la letterina europea, ora è battaglia sui commissari, tra poco lo vediamo. Marcello Veneziani, viva Trump, non lo amo, ma se ci aiuta a tenere a bada gli eurotromboni va bene. E a pagina 2 della Verità vi segnalo l'articolo appunto di Daniele Capezzone sulla trattativa fra l'Italia e l'Unione Europea. Tasse giù, ruolo di peso, stop rigore. Conte va alla guerra coi conti a posto,
Scrive Capezzone, oggi Consiglio europeo decisivo per euronomine e procedura di infrazione. Chiederemo un commissario economico importante, gesto distensivo verso Bruxelles, anticipata la bozza di assestamento di bilancio. Il candidato alla BCE Weidmann ha sposato il bazooka di Draghi. Il governo inoltre si è impegnato a impedire la stretta sul fondo salva stati. Intanto vi segnalo anche l'articolo di Stefano Graziosi, che è il nostro collaboratore qui a RPL, anche come sapete per la rubrica di esteri, alle 18 del martedì e probabilmente la prossima settimana del lunedì, chiedo scusa, e del mercoledì, perché il giovedì debutta una nuova rubrica con il professor Ugo Volli. Stasera ne avremo il debutto con il professor Ugo Volli, una rubrica dedicata alla comunicazione. Anche lì state all'ascolto, ve la faremo insieme stasera io e il professor Ugo Volli, questa rubrica nuova. È un nome di prestigio, un accademico di fama internazionale, è stato tra i fondatori del quotidiano La Repubblica con Scalfari e gli altri, ha collaborato per 34 anni al quotidiano La Repubblica in veste di critico teatrale e di grande firma culturale, ha collaborato con tantissime altre testate, ha insegnato in università italiane ed estere, adesso insegna a Torino. Ha scritto numerosissimi libri sul mondo della comunicazione, sul mondo della semiologia e della semiotica, allievo di Umberto Eco, insomma una personalità straordinaria che ha deciso di collaborare con noi, con RPL, ne sono molto felice personalmente, credo che lo sarete anche voi ascoltando le sue osservazioni su un mondo fondamentale, appunto quello della comunicazione. Allora, oggi alle 18 c'è il debutto di questa nuova trasmissione, mentre dicevamo Stefano Graziosi si occupa, anche lui nostro collaboratore validissimo di politica estera, di nuovi equilibri internazionali sulla verità di oggi. Per il Movimento 5 Stelle non c'è più l'amico americano. Cina, Venezuela, F-35, i temi della discordia. La luna di miele tra grillini e vertici statunitensi è terminata. Su tanti dossier Washington sa di potersi fidare soltanto della Lega. Anni fa John Kerry mostrò interesse verso gli argomenti dei pentastellati. Qualcosa si ruppe quando Obama elogiò pubblicamente il referendum di Renzi. Molto interessante il pezzo di Stefano Graziosi a pagina 5 della Verità di oggi. A pagina 6 invece una Verità anticipa la prefazione del cardinale arcivescovo Gerhard Ludwig Müller, teologo tedesco, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, al libro Il salvadanaio, manuale di sopravvivenza economica di Riccardo Pedrizzi, già senatore e oggi presidente del comitato tecnico dell'Unione Cristiana Imprenditori, Dirigenti e Professionisti. Un'economia con l'uomo al centro deve servire la propria nazione. Pubblichiamo, scrive la Verità, la prefazione del cardinale Müller al libro di Riccardo Pedrizzi. L'ex prefetto del Sant'Uffizio riflette sui limiti dei dogmi liberali e del profitto nelle società contemporanee che cancellano il concetto di comunità, anzi delle comunità al plurale. Del pezzo di Giacomo Amadori vi ho già detto, molto interessante sulla magistratura, e soprattutto c'è questa notizia del ex membro del CSM, il pubblico ministero Spina, indagato, che incontrò il vice capo di gabinetto del ministro Bonafede. Nel menù dell'incontro la procura di Roma. Simpatico, tiriamo su il muro tra politica e magistratura, ha detto il ministro Bonafede. Permettetemi di ridere. Mentre a pagina 12 Francesco Borgonovo si occupa dei diritti dei gay, che non c'entrano, perché il gay pride è un business per le multinazionali. Coca-Cola, Gogol, come disse Berlusconi, cioè Google e Nestlé. Le sfilate sono un'ottima occasione per conquistare un mercato miliardario. A fare da sponsor appunto Coca-Cola, Gogol e Nestlé. Mentre Milano spende 500.000 euro, foto dell'assessore milanese Maiorino, per i corsi lesbo, gay, bisexual, transsexual, queer e compagnia bella nelle scuole. L'annuncio di Maiorino, PD, alla presentazione degli eventi Arcobaleno. Un bando per portare in classe l'educazione sessuale ai diversi sessi, ai plurimi sessi. Intanto la Chiesa italiana è senza preti e deve dire prima gli stranieri, è il nuovo motto della Chiesa cattolica italiana, e crisi di consacrati, il crollo delle vocazioni crea disagi nelle 27.000 parrocchie. Per questo è sempre più frequente vedere sugli altari nigeriani, congolesi o filippini. Per Bergoglio è una emorragia e cresce il numero di battezzati nel mondo. Negli ultimi 10 anni sono aumentati del 14%, più della popolazione. Non è colpa del celibato, dice il professor Introvigne, perché esiste un calo anche nelle confessioni protestanti. Incide di più il calo demografico. Ci congediamo dalla Verità con un'altra verità, permettetemi il gioco di parole, ribadita oggi da Fabrizio Cannone. San Francesco d'Assisi non andò a costruire ponti con gli islamici, ma a cercare di convertirli.
Il poverello di Assisi, relativista ed ecologista, che parlava con gli uccelli, era un po' insomma uno che abbracciava gli alberi, come direbbe Gaber, non era proprio così. Aveva anche una bella testa il signor San Francesco, è solo una leggenda, ed era anche cattolico, oltre che cristiano. Al sultano disse: se non crederai la tua anima sarà perduta. Andava per convertire San Francesco, non per dialogare all'insegna dello stupido dialogo di oggi. Dialogo sì, ma quello vero, diciamo. L'Alter Christus non prese le distanze dalle crociate, come spesso si dice, Francesco, e difese i cristiani che invadono le terre usurpate da chi bestemmia il Signore. Francesco I, Bergoglio, ha scelto il nome giusto? Punto di domanda. Mentre Libero mette in prima pagina Conte, inteso come colui che esercita il ruolo di Presidente del Consiglio, pronto a ricevere gli schiaffi. All'Europa prudono le mani, vogliono schiaffeggiare il nostro Giuseppe. Premier spedito al fronte europeo senza armi né strumenti nella battaglia per evitare la multa. Dietro di lui un esercito diviso che la Commissione detesta apertamente. Come potrà finire? Intanto il governo fa il ritocchino di bilancio e sacrifica 2 miliardi per Bruxelles. I partiti si azzuffano per prendersi la RAI, tanto per cambiare, scrive Alberto Busacca, e poi Filippo Facci. Bonafede affida la giustizia a qualche Trojan e se ne vanta. La giustizia va a Trojan e Bonafede se ne vanta. Vertice di governo per discutere di intercettazioni. Il ministro vuole incrementare l'uso del virus che trasforma i telefonini in microspie. E sempre da Libero in prima pagina, malata di SLA chiede aiuto per l'eutanasia, se ne occupa a fondo pagina Azzurra Barbuto, ha 48 anni, ha un figlio, muove solo le palpebre e dice sono un peso per i parenti. È immobile, muove solo le palpebre, vuole morire. La storia di Roberta Callegaro, ex commerciante di Milano. Di un'altra donna si occupa Vittorio Feltri, ci salveranno le donne, sono più brave. È la cardiologa Daniela Aschieri che pratica la propria professione a Piacenza. È riuscita a creare il modello più avanzato in Europa per evitare morti di infarto. Ha dotato la città e la provincia di 877 defibrillatori, cosicché la media delle morti per infarto ora è 4 volte inferiore rispetto a quella nazionale e continentale. Risultato eccezionale che merita di essere pubblicizzato. La signora, prima al mondo, ha capito che i disturbi cardiovascolari gravi vanno affrontati con tempestività. I dati statistici le danno ampiamente ragione e a me, scrive Feltri, non stupisce che sia stata una donna a raggiungere simile risultato. So da tempo, per esperienza personale, che le dottoresse sono di alto livello, non inferiore se non superiore a quello dei maschi. Infine, sempre dal Quotidiano Libero, una cosa curiosa: in un condominio di Torino regna una strega e nessuno la sgombera perché temono malocchi. A Torino si aspetta Matteo Salvini perché agiti il suo crocefisso e scacci la strega Wanda. Nessuno sgombera la casa per paura della maga Wanda. A Torino strana storia in via Borgodora. Proprietà e inquilini abusivi temono i sortilegi della maga marocchina che vive nel palazzo. Anche la polizia se ne tiene lontana. Intanto Di Maio ammazza i giornali di carta, scrive Antonio Castro su Libero, per farsene uno suo. Propaganda a spese nostre. Luigi Di Maio si fa la sua rivista, un magazine digitale, arriva Plus, bimestrale, online, sfogliabile, sia sulla homepage del Ministero del Lavoro, sia sul sito dello sviluppo economico. Benvenuti nell'era 5 Stelle. I giornalisti non servono, neanche i direttori, che per legge devono fare da garanti, e invece a Via Flavia e Via Veneto se ne infischiano. Raccolgono comunicati e articoli degli enti più o meno vigilati, Invitalia, INAIL, ICE, eccetera. È uscito il 17 giugno il primo numero. Un giornale di Di Maio, scrive Libero, propaganda a spese nostre, taglia i contributi alla stampa ma vara un magazine, Plus, l'Italia che cresce, ministeriale, online, senza direttore né redazione. L'ordine dice è stata violata la legge. Una piccola pausa anche musicale, ho bisogno di una piccola pausa musicale per una operazione al computer e poi apriamo il Qui Parlamento, in questa volta in collegamento anche con una nostra ascoltatrice. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda.
Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Qui Parlamento. Allora, io do il benvenuto e il buongiorno nella nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, come tutte le mattine all'interno della rassegna stampa, a Massimiliano Panizzut, che è deputato eletto in Friuli Venezia Giulia per la Lega e componente della Commissione Affari Sociali. Lo ringrazio, ci siamo visti a Trieste presentando il bel libro del professor Cristin e parlando con il pubblico, quindi buongiorno Massimiliano. Buongiorno a voi, grazie. Ci diamo del tu ovviamente. Ci mancherebbe altro. Grazie a te e anche per un altro motivo, grazie, perché in maniera del tutto irrituale ospitiamo in questa trasmissione una signora che mi ha scritto una mail che pone però un problema di carattere generale. Si tratta della signora Marisa che abbiamo al telefono con noi da Brescia, se non vado errato, e che, io saluto. Allora, signora Marisa, dobbiamo essere molto veloci. Io ringrazio Massimiliano Panizzut perché ha dato l'ok subito, come è nello stile peraltro della Lega da sempre, no? Cioè quello di parlare con le persone in maniera diretta, e in questo caso lo facciamo perché lei pone un problema di carattere, a me sembra generale, no? Partendo dalla sua situazione particolare. Ce la vuole dire brevemente qual è il problema per cui mi ha scritto questa mail e poi una seconda mail? E quale problema vuole porre al nostro deputato, al nostro Panizzut? Sì, molto buongiorno innanzitutto a lei e al suo ospite, grazie per ospitarmi. A voi. Il mio problema è, credo, il problema di tantissime piccole aziende artigiane. Nel mio caso una tipografia che gestisco con mio marito, una vecchia tipografia che era di famiglia, che ha quasi 30 anni e che naturalmente questa crisi ha messo non in ginocchio di più per le situazioni che chiaramente la tecnologia ha avanzato e per cui il nostro lavoro è diminuito, eccetera, eccetera. Di conseguenza, avendo anche una certa età ed essendo in età di pensione, quando Salvini ha parlato della pace fiscale, sia della pace fiscale che della quota 100, ho tirato un attimino un sospiro di sollievo, perché giustamente ho degli arretrati da pagare e la cosa mi pesano un poco. Però purtroppo con grande sorpresa, dopo aver fatto tutta la documentazione, il risultato è stato che per le società, per le aziende è impossibile chiedere la pace fiscale in quanto viene fatta soltanto per le persone fisiche. Di conseguenza non abbiamo potuto accedere a nessuna agevolazione e questa è la prima cosa che secondo me dovrebbe essere rivista, perché la persona fisica d'accordo va aiutata e sono d'accordissimo con questo, però anche le piccole aziende come nel nostro caso hanno bisogno non di un aiuto ma di un grandissimo aiuto per poter sopravvivere ed arrivare a quella famosa data della pensione che forse ci permette di vivere un po' più serenamente. E anche, visto che sto parlando di pensione, aggiungo un'altra cosa: la quota 100 per le persone che non sono dipendenti, per cui nel nostro caso non è accessibile, in quanto noi teoricamente non lasciamo un posto di lavoro, ma dobbiamo continuare a lavorare perché gli impegni li abbiamo, e di conseguenza se anche io che
posso aver raggiunto l'età per andare in pensione, con la quota 100 non lo posso fare in quanto non lascerei poi un posto libero. Per cui ecco, chiederei cortesemente che venissero un attimino considerati diversificate le varie situazioni, perché noi non abbiamo aiuto da nessuno. E poi faccio una piccolissima e poi mi taccio. Le banche, che sono quelle con cui purtroppo dobbiamo lavorare, quando una piccola società che non ha grandi patrimoni da garantire, ma ha soltanto le 4 mura di casa e le 4 mura del laboratorio, non dà un aiuto, ma cerca di spillare il più possibile soldi e mette ancora più in crisi queste piccole aziende. Io lo dico non per sentito dire, ma perché sono situazioni che io vivo personalmente. Ecco, tra l'altro, ancora oggi lei 150 metri di laboratorio, 3.150 euro di IMU. E lì volevo arrivare. Io non posso pensare di pagare tutti gli anni 3.150 euro di IMU su un laboratorio di 150 euro, perché secondo il fatturato che noi facciamo sono 2 stipendi che io devo dare soltanto per l'IMU. Io però devo vivere, non mi sto lamentando perché io fortunatamente riesco ancora ad arrivare a fine mese, però non è questo, non bisogna dichiarare la propria situazione solo se non si arriva a fine mese, ma perché c'è tanta ingiustizia. Allora, signora Marisa, lei è stata chiara. Io giro il tutto proprio a Massimiliano Panizzut, che poi lo porterà. Non è proprio la sua commissione, però esatto, abbiamo preso in senso largo gli affari sociali. Sì, infatti. L'abbiamo presa alla larga, però sicuramente tu potrai girarla a tutte le persone che hanno diretta attinenza con queste questioni. Assolutamente, poi al limite se la signora vi lascia magari i suoi recapiti, poi cerchiamo di approfondire. Io quello che avevo capito, purtroppo possiamo dire che per adesso la quota 100 era stata riservata per una determinata categoria con cui abbiamo dovuto anche lottare proprio per una mancanza di fondi. È inutile far finta, però il nostro sottosegretario Durigon è riuscito a portare a casa quello che al momento purtroppo da una parte o per fortuna per tanti altri si è riusciti a fare, quindi che non vuole essere un giustificativo, perché comunque bisogna tenere conto anche di certo. Per quanto riguarda la pace fiscale, io so che comunque col decreto legislativo mi sembra 119 dell'anno scorso al titolo 1 c'erano delle disposizioni in materia appunto di pacificazione. Supponevo, io ero convinto anche per gli artigiani, visto che era stato fatto oltre alle persone fisiche, però in effetti è già la seconda persona che mi dice che avendo un'attività non riesce a accedere a determinate agevolazioni. Oppure appunto alla rottamazione ter, mi sembra che sia quella adesso che è stata prorogata fino perché se al 30 aprile. Se tu hai 4 muri, il tuo ISEE ti frega. Esatto, essendo proprietario probabilmente. Posso, dottore? Prego, signora Marisa. Poi io poi giro il suo numero a Massimiliano, all'onorevole Panizzut. Sì, visto che lei ha parlato dell'ISEE, anche questa è una parentesi da aprire, perché io, è vero, ho la proprietà dei 4 muri del laboratorio e dell'appartamento, piccola parentesi, coperte da mutui per poter lavorare, perché sono ormai 10 anni che dobbiamo continuamente, per continuare l'attività, inserire delle quote per poter andare avanti, perché nessuno chiaramente ci può aiutare, cioè, a nessuno interessa se la tipografia ormai è un'attività che va scomparendo, perché chiaramente le tecnologie, cioè, è chiaro che io parlo per la mia situazione, per il mio lavoro, ma come me di tipografia ce ne sono tante altre, cioè non sono l'unica. Di conseguenza io credo che fare di tutto un fascio e creare una situazione che generalizza non va bene, perché il mio lavoro purtroppo è penalizzato dalla tecnologia che avanza e sempre meno si stampa, e di conseguenza c'è bisogno di intervenire anche qui a seconda delle categorie. Non so se ho sì, diciamo che col passare del tempo altre categorie possono rientrare in crisi per i vari motivi legati al tipo di attività, quello è il problema. Bisognerebbe cercare appunto di venire incontro con i tempi anche a queste problematiche. Sì, anche perché io ho un dipendente, devo pagare anche il dipendente, giustamente quello cioè non lo posso non fare, per cui immaginate la situazione come può essere.
No, bene, assolutamente. Allora, io ho già girato a Massimiliano Panizzuti il numero della signora Marisa, l'ho girato al volo, quindi la questione è chiara. Signora Marisa, grazie, ci teniamo in contatto. Grazie a lei, direttore. Grazie, sicuramente magari chiedo un po' di specifiche, poi cerco di approfondire. Allora, io devo veramente ringraziare Massimiliano, ti devo ringraziare, perché naturalmente tra l'altro io mi sono permesso di fare questo perché è un impulso, che è una questione che ho già sentito da tanti altri, quindi è una questione che riguarda tanti, per esempio su Quota 100 sicuramente tantissimi hanno lamentato questo fatto. Poi naturalmente per questioni di fondi bisogna fare quello che si può. Adesso tra poco il primo step era quello, poi cerchiamo di... Recepito il problema, vediamo se si può affrontare. Questo è il punto. Io ti ringrazio davvero per questa opera, che poi fondamentalmente è relativa anche al tuo mestiere, no? Tutto sommato. Comunque qua siamo a disposizione di tutti, ognuno con la sua, diciamo. Allora, a proposito, abbiamo pochissimo tempo, è stato assorbito dal caso specifico la nostra conversazione, però insomma una cosa io te la vorrei chiedere così al volo, anche questo è preso dalla rassegna stampa di oggi. Allora, come va a finire con l'Europa, secondo te? Ieri c'è stata la relazione del Presidente del Consiglio Conte qui alle Camere, perché hanno appunto una riunione su, diciamo, come va a finire in Europa. Insomma, il fatto è che noi abbiamo dato abbastanza un segnale nelle ultime elezioni sul fatto che la gente, diciamo, si è stufata della dirigenza precedente che gestiva questa Europa, mi sembra abbastanza chiaro, no? Per cui i nuovi interventi che dovranno esserci dovranno essere all'altezza della posta in gioco, diciamo, nei prossimi anni, cioè che ci sia una crescita ma non sia antitetica alla stabilità, diciamo. Si deve creare un governo europeo che riesca a venire finalmente incontro ai problemi della gente. Abbiamo notato, possiamo dire, che con le ultime elezioni la spinta è stata verso il cambiamento, ad esempio sempre la solita politica dell'immigrazione, no? Che insomma l'Europa ci dice che dobbiamo aprire le porte a tutti, dobbiamo far entrare tutti, e in realtà poi però noi apriamo le porte ma non ci aiuta nessuno, no? Però, diciamo, quindi dovrebbe essere che si dovrà creare una governance europea sull'immigrazione, basata sì sulla solidarietà, però anche sull'equa condivisione, diciamo. Quindi una politica decisa anche sui rimpatri e contro il traffico degli esseri umani, diciamo, un tema così. E poi, dopo concludo, chiaro che l'Italia vuole rispettare le regole e questo non ci piove, no? Però ovviamente anche vuole portare a Bruxelles una riflessione incisiva anche per cambiarle, cioè, soprattutto ci si attrezzi ad affrontare le crisi finanziarie globali, diciamo. Quindi siamo disposti al dialogo sull'inflazione, però restiamo convinti della nostra politica economica. Ecco, intanto lo spread è in calo stamani a 235 punti, incredibile. Mentre... Però non lo dice nessuno, no? Se mi permetti, quando si alza è colpa nostra, indipendentemente se siamo al governo o all'opposizione, è colpa nostra. Poi sto spread ci ha seccato le scatole, sto spread, diciamo la verità. Altra cosa velocissima prima di lasciarti agli impegni d'aula, Massimiliano, oggi abbiamo letto un'intervista sulla Stampa al presidente della Lombardia Fontana, il quale dice: se ci avessero dato già l'autonomia noi avremmo affrontato la questione, per esempio, della carenza di medici, che è un grosso problema per Veneto e Lombardia. Tu vieni da una regione che l'autonomia ce l'ha già, secondo te questa partita si chiude o ci sono ancora resistenze sul concedere l'autonomia alle regioni che l'hanno chiesta, Veneto e Lombardia in primis, ma anche Emilia Romagna? Sapete voi, la Lega è sicuramente a favore dell'autonomia anche di tutte le regioni, proprio per dare una responsabilità. Diciamo che abbiamo avuto un po' di perplessità con i nostri alleati, cioè, è inutile far finta, no? Cioè, è ovvio che la Lega spinge per l'autonomia, e io credo che però, appunto, anche visto i risultati delle comunali eccetera, cioè, la gente vuole quello, è inutile girare intorno, cioè, la gente vuole il cambiamento, la gente vuole quello che diceva la Lega, l'ha fatto diventare il primo partito d'Italia, per cui io credo che anche i nostri alleati, anche l'opposizione deve rispettare il voto dei cittadini, per cui penso che bisogna cambiare veramente marcia, perché in effetti ha ragione Attilio Fontana, cioè, se potessero fare più cose ovviamente sarebbero più incisivi nella politica interna, dico le regioni chiaramente. Bene. Poi, cioè, io auspico vivamente che si faccia subito, se no comunque dovremmo prendere atto che qualcuno non vuole comunque realizzare quello che era nel programma e nel contratto, e
bisogna prendere le conseguenze. Ripeto, noi non siamo qui a Roma a scaldare la sedia o a giocare. Se portiamo a casa i risultati per i cittadini stiamo qui, se no io domani sono disposto ad andare a casa, a tornare a votare e sistemare le cose, ovviamente con le percentuali diverse che abbiamo visto. Questo è il mio pensiero, ovviamente, poi ovviamente chi deve decidere è più in alto, però. Allora, 2 notizie per chiudere. Intanto dagli Stati Uniti un siriano rifugiato 21enne voleva attaccare una chiesa a Pittsburgh in Pennsylvania con esplosivi. Mustafa Musab al-Wewer, questo è il nome del giovane arrestato, era entrato negli Stati Uniti 3 anni fa. In Friuli Venezia Giulia invece è crollata una palazzina a Gorizia, si cercano 3 persone, sì. Probabilmente una fuga di gas, un'esplosione, il crollo di un solaio. Ho sentito, purtroppo mia mamma abita a Gorizia, per cui non c'entra con la zona ovviamente, però insomma anche lì sarà da fare qualche riflessione sulle sicurezze anche di questi condomini magari di una certa età. Sì. Allora, grazie. Allargare i problemi. Grazie a voi. Grazie intanto a Massimiliano Panizzut che è stato con noi, deputato appunto della Commissione Affari Sociali della Camera. Grazie Massimiliano, buona davvero. Giornata a tutti, buona buon giornata. Ciao. Qui Parlamento. Torniamo alla carta, a Italia Oggi, dove c'è una bella nota oggi in prima pagina, la rubrica Il corsivo, diritto e rovescio del direttore, che parla di Palamara. Sapete chi è, no? Ormai tutti lo sanno, ex segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, componente del CSM, non si fida di Borrelli. Da un'intercettazione si capisce che è diffidente, dice: questo Borrelli ce l'ha le palle per farlo? Perché mi dicono che è il candidato di Area, la corrente di sinistra della magistratura. E perché è quello? E perché quello che deve fare Borrelli quando sarà procuratore di Perugia è indagare Paolo Ielo quando da lui andrà Stefano Fava, PM di Roma, con un esposto appunto contro Ielo. E insomma, Palamara si domanda: questo qui ce l'avrà le palle per indagare Paolo Ielo? Cesare Sirignano, napoletano, anticamorra, direzione antimafia, rassicura Palamara. Ho parlato con Peppe Borrelli e gli ho detto: guarda che se vai tu a Perugia è perché tu sei affidabile. Capiscimi cosa vuol dire questa parola? Gli ho anche detto: te lo devo spiegare? E lui ha detto: no, ho capito. Io e te siamo troppo legati per dirti che Borrelli è 99%. Lo recuperiamo quel bel file Toro Barbieri, Achille Toro Barbieri, Vincenzo Barbieri, che è bellissimo, sono 20 minuti, dopo magari non so quando, ma bisogna mandarlo in onda integralmente. C'è di tutto, l'amicizia con Oliviero Di Liberto, Mastella, la spartizione, eccetera, eccetera. Gli ho anche detto: te lo devo spiegare, lui ha detto no. Io e te siamo troppo legati per dirti che Borrelli è 99%, rassicura così il magistrato antimafia sirignano Palamara sul fatto che Borrelli assolutamente farà quello che deve fare, cioè andare contro Ielo, raccogliere la denuncia contro un altro magistrato. Fa impressione, scrive Italia Oggi, sentire dei togati che parlano come degli umma, fanno organigrammi, preparano trappole e piani di battaglia. Inimmaginabile. Invece nel 2006 parlavano come abbiamo sentito già noi tante volte, poi lo risentiamo, che è fantastico. Allora, pagina 2 di Italia Oggi invece il pezzo di Sergio Luciano, ma c'è anche una bella conversazione con Giulio Tremonti sul Sole 24 Ore su questo tema, cioè la moneta di Facebook. Mark Zuckerberg mira al cuore del sistema, il denaro. Se non viene bloccato per tempo sarà padrone di tutto, scrive Luciano. Altro che fine delle ideologie e tramonto della politica. Col lancio della criptovaluta Libra, Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp, si propone come capo di uno stato ombra determinato a battere moneta, a beneficio, si fa per dire, di 2 miliardi di cittadini del mondo. Se in effetti, se ci pensate, la moneta è sempre stata un'attribuzione dello Stato, no? Erano 3 i simboli fondamentalissimi. La bilancia, cioè la giustizia, la spada, l'esercito, e la moneta. Erano i 3, alcuni, cioè i fondamentali simboli della sovranità statale. Bilancia, spada e moneta. E il nuovo capo di Stato, Zuckerberg, si prepara a battere moneta a beneficio di 2 miliardi di cittadini del mondo, che scambiandosi la nuova unità valutaria risparmieranno forse qualche centesimo sui loro attuali costi bancari, ma arricchiranno immensamente l'imprenditore, perché pochi centesimi o 10 centesimi per 2 miliardi e 7, hai voglia, per 2 miliardi e passa di persone. In cambio, Zuckerberg non darà loro nulla di ciò che gli stati sovrani danno a chi utilizza le loro monete ufficiali, cioè la garanzia
ancorché relativa, che quei pezzi di carta, o meglio il loro corrispettivo virtuale, abbiano un ancoraggio con la realtà, una ragione di cambio, commerci o riserve auree o terreni, o comunque siano patrimoni tangibili e scambiabili con garanzia di legge. Certo, scrive Luciano, Zuckerberg si conferma per quel che è, geniale e assolutamente spregiudicato. Invece di ammazzarsi sulla tecnologia e mettersi in competizione con i principali operatori di pagamenti elettronici, ha osservato su LinkedIn Maurizio Pimpinella, presidente Associazione Istituti di Pagamento, Zuckerberg li ha riuniti in una fondazione che fa da bilancia del valore dello scambio. Lo scambio avviene solo sulle sue piattaforme, che in tal modo diventano mondo digitale universale. Se e finché le cancellerie del mondo, a cominciare dalla Casa Bianca, glielo lasceranno fare, ma il vento su Facebook, come sugli altri giganti della tecnologia e del digitale, sta cambiando. In Europa, dove la Margrethe Vestager, commissario alla concorrenza, ha sferrato un'offensiva per arrivare alla web tax, ma anche negli Stati Uniti, dove finalmente il dibattito si sta concentrando sulla questione di fondo: smembrare, fare a pezzi Facebook, Google, forse anche Apple e Amazon, in modo da impedire che il loro monopolio di fatto si trasformi in dittatura tecnologica universale, più potente di qualunque governo. La sfida di Zuckerberg mira adesso al cuore del sistema, il denaro. Se Libra funzionasse, e se non la fermano funzionerà, vanificherà gradatamente il valore del denaro ufficiale e incoronerà chi la gestirà come nuovo padrone del mondo. È questo che vogliamo? E in cambio di che cosa? Si domanda Sergio Luciano, mentre a pagina 7 di Italia Oggi vi segnalo il pezzo, l'intervista anzi di Alessandra Ricciardi a Thomas D. Williams, docente della St. John's University di New York, corrispondente dall'Italia di Breitbart News, sito che ha sostenuto Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, che si occupa di Vaticano e mondo cattolico, considerato uomo vicino a Steve Bannon, ex stratega dello stesso Trump. Trump punta molto su Salvini, gli piace il carattere, lo stile comunicativo, la sua politica nazionalistica dal sapore identitario, un appoggio, quello dell'amministrazione Trump al leader leghista, dice Thomas D. Williams, che può servire all'Italia per reggere botta rispetto a Francia e Germania e che fa comodo ovviamente agli Stati Uniti nella contrapposizione alla Russia. Trump lo considera un trampino, così T.D. Williams dice che il presidente degli Stati Uniti si riconosce in Salvini e quindi lo vede come una sua testa di ponte nell'Unione Europea. Salvini già nel 2016, campagna elettorale, era volato negli Stati Uniti per vedere Trump. Al presidente americano interessa il politico Salvini, il cui partito è il primo in Italia, il terzo nel Parlamento europeo. La foto di Salvini col crocefisso in mano è stata apprezzata negli Stati Uniti, dove i politici manifestano senza problemi la loro fede. Magari non esibiscono il rosario, perché è considerato divisivo rispetto ai protestanti, ma pregano in pubblico. A Trump piace lo stile di Salvini, che è simile al suo, spontaneo, deciso, a volte anche rozzo, certamente politicamente non corretto. Se Trump fosse italiano parlerebbe come il leader della Lega, dice Williams. Trump vuole accordi bilaterali tra gli stati, non intermediati da strutture sovranazionali, di cui parla sempre con disprezzo. Del resto non si è capito bene che poteri abbia l'Unione Europea per negoziare su dossier come quelli sul commercio. Così Thomas D. Williams, corrispondente dall'Italia di Breitbart News, già il sito di Steve Bannon a Italia Oggi, una chiacchierata interessante. Intanto, voltando pagina, il pezzo di Paolo Annoni sul sussidiario.net e su Italia Oggi: la Germania dà ragione a Trump, il non rispetto del parametro del surplus commerciale scarica il costo sugli altri paesi europei. Se la Germania avesse il marco, le esportazioni ne aumenterebbero il valore. Quindi la Germania, grazie all'euro, moneta sottovalutata, esporta di più. Trump ha accusato Draghi di manipolare il cambio euro-dollaro, ma il presidente americano, per colpa della Germania, ha sostanzialmente ragione. L'eccesso di esportazioni tedesche, se Berlino utilizzasse ancora il marco, farebbe salire il valore del marco, quindi ridurrebbe la competitività esportativa della Germania. Non essendoci più il marco, la Germania può puntare sull'export eccessivo senza subire conseguenze, che grazie all'euro vengono spalmate sugli altri paesi, ai quali per di più la Germania fa anche la predica. Gli Stati Uniti hanno trainato la crescita economica internazionale dopo il 2008, scrive ancora Annoni, e di conseguenza hanno anche accettato una rivalutazione del cambio del 30% del dollaro sull'euro, mentre la Germania faceva la morale agli altri sui loro deficit, distruggeva la Grecia e si spartiva l'Italia con la Francia, condannandola all'austerità nel 2012. L'euro, anche se la Germania finge di non capirlo,
Non funziona perché non ha meccanismi di redistribuzione interna, perché non permette di punire surplus commerciali interni eccessivi e perché l'Europa non investe come blocco. La procedura di infrazione europea all'Italia per un deficit al 2,4% è la peggior pubblicità possibile per l'Europa e per la Germania. Perché, si domandano gli altri, dovremmo continuare a permettere alle imprese tedesche di competere con una moneta ipersvalutata se loro si accaniscono con l'Italia dopo aver distrutto la Grecia e comprato gli asset strategici per 2 noccioline? Siamo al colmo, per cui uno dei migliori partner commerciali della Germania negli ultimi mesi è stata la Francia di Macron, perché senza che la Germania dicesse nulla, rullo di tamburi, ha fatto deficit per contenere la protesta, i gilet gialli. Così su Italia Oggi, mentre è stata una maturità di sinistra, scrive il professor Gianfranco Morra, dei brani per l'italiano 3 su 5 sono autori di sinistra, anche se la maggioranza ha scelto Dalla Chiesa e Bartali. E infine da segnalare su Italia Oggi il pezzo da Berlino di Roberto Giardina, anniversario di 2 Costituzioni, 100 anni da quella di Weimar, 70 anni da quella della Germania occidentale. Quest'ultima assicura una stabilità che l'Italia si sogna. Vi segnalo poi anche il pezzo di Elena Galli da Parigi. Le nuove stazioni di Parigi ridisegneranno in profondità la fisionomia e la mobilità della capitale francese. Il mega progetto fu avviato a suo tempo da Sarkozy, che oggi invece è nel mirino per tutt'altro, per indagini giudiziarie. Mentre apre a Milano l'Hub della musica, produzione, arti grafiche e design, in zona Tortona nasce il progetto Music Rooms, un settore da 8 miliardi e metà del business, anzi più della metà, è meneghino. Il comparto musica in Italia, 10.000 imprese, fatturato annuo 8 miliardi, più della metà 4,2 nella filiera del territorio milanese. Dopo il declino, la musica ha cominciato a crescere in forma post-digitale e a Milano si lancia il progetto Music Rooms negli ex spazi dell'Ansaldo di proprietà del comune, ora chiamati Base, bellissimo posto tra l'altro, su iniziativa di Music Innovation Hub e il fondamentale sostegno di Fondazione Cariplo. Infine, un marchio, ve lo ricorderete, Vegè dei supermercati, 60 anni con spirito high-tech, il gruppo della grande distribuzione festeggia con servizi web su misura, app, news digitali, in comunicazione 2 milioni vengono spesi. L'amministratore delegato Giorgio Sant'Ambrogio dice i negozi siano punti di incontro e di dialogo, orgoglio locale proiettato sul futuro per il gruppo Vegè della grande distribuzione organizzata che vuole espandersi anche nel nord del paese. 6,5 miliardi di euro il giro d'affari. Il gruppo presieduto da Mastro Martino e guidato dall'amministratore Sant'Ambrogio, anche se non è una delle realtà maggiormente alla ribalta della cronaca, muove appunto un giro d'affari da 6,5 miliardi di euro. Mentre lasciamo Italia Oggi e andiamo a vedere anche l'apertura del Fatto Quotidiano. No, non la vediamo, l'apertura del Fatto Quotidiano, mi spiace, è questa: PD, l'autosospeso Lotti dirige l'assemblea con i suoi 80 eletti, mentre ieri quei 2 boccioli di rosa di Caltagirone e Salvini hanno notificato l'ingiunzione di sfratto a Virginia Raggi, scrive Marco Travaglio. Magari vediamo dopo. Intanto adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo in onda con una nuova rubrica, l'annuncio di un'altra nuova rubrica per la nostra radio. E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia